quelli ci provano a segnare, però poi ci mette sempre il piede in culo, e quindi quando uno mette il piede in culo è un problema. No, chiaramente io stasera devo suonare qua e quindi la sto sentendo per radio, quindi il mio commento fino ad un certo punto avrà senso. Bel palco. Però c'è da dire che sicuramente anche per radio si intuisce che il Napoli sta attaccando tantissimo, che stiamo avendo occasioni pazzesche e che non riusciamo a metterla dentro per un modo o nell'altro. No, ma non lo so se è questione pure un po' di stanchezza dovuta al giovedì. Questa è una di quelle partite che la porta sembra stregata e potrebbe rimanere stregata, cioè, ma solo sta accorto che non ci fanno la seringa finale in culo, perché proprio non sarebbe proprio giusto. A Napoli ci sono 2 o 3 tipi di tifosi. Il pappone lucra sulla nostra passione, noi siamo il Napoli, ama vincere per forza, Milik non è buono, Insigne fa schifo, quando giochiamo con Hamsik giochiamo con uno in meno, slash ti sei venduto Hamsik quindi non vogliamo vincere, non vuoi vincere, De Laurentiis non vuole vincere. Vi meritate Naldi e Corbelli, non avevamo i palloni, gli arbitri odiano il Napoli, non ci acciro nessuno, Carlè non ci acciro nessuno. Questi 2 tipi di tifosi hanno ragione entrambi a turno. Bisognerebbe, secondo me, mettere un attimo calma e analizzare il periodo che il Napoli sta vivendo con un attimo di... Il paragone Ancelotti-Sarri è all'ordine del giorno perché? Perché Sarri ha portato effettivamente una rivoluzione. Perché io amo Sarri, stimo Ancelotti e tollero De Laurentiis. Questa è la mia posizione. Non devo per forza odiarne uno e mettermi in contrapposizione. Ci sono 3 cose che vanno tranquillamente di pari passo. Amo Sarri perché mi ha fatto vedere una squadra che impostava il proprio gioco, imponeva il proprio gioco su tutti i campi. Ansia prima della partita, fischio d'inizio, il Napoli si prende il pallone e gioca a pallone. E gli altri devono rincorrere, devono cercare le contromisure, eccetera, eccetera. Tutti. L'Inter, la Juve, il Milan, tutti. L'attaccamento che Sarri ha dimostrato alla città, alla gente, alla maglia, perché tifoso vero non si può discutere, cosa che sicuramente Ancelotti non mi sembra tifoso del Napoli né De Laurentiis, Sarri l'ha dimostrato, e quindi uno di noi veramente. E il gioco che ci ha fatto vedere è stato esaltante, ci ha portato punti e ci ha portato fino ad Orsato, mi sembra evidente, perché lì finisce il sogno e dici aspetta, non potevo fare niente, perché pure se le vinciamo contro la Fiorentina, pure se qualcosa di clamoroso succederà, perché quella cosa lì resta clamorosa. Perché invece stimo Ancelotti nonostante ami Sarri? Perché Ancelotti ha vinto l'impossibile ovunque, ha accettato una sfida difficile, che non tutti avrebbero accettato, perché venire dopo Sarri, dopo 91 punti, chi lo veniva a fare questa cosa qua? Solamente uno che non ha paura di niente, non ha paura di osare e di mettere anche una formazione iniziale con 6.000 attaccanti. Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski, Callecon, Mertens, Milik. Solo uno che non ha paura di osare può cominciare una partita così contro il Milan. E perché tollero De Laurentiis? Tollero De Laurentiis perché non c'è alternativa, perché questa politica dei giovani poi rivenduti quando esplodono ha portato ineccepibilmente a un miglioramento costante del Napoli. Reia, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti. Sempre siamo migliorati nonostante abbiamo dovuto rinunciare ai top. E la consapevolezza che non ce n'è un altro, perché se i cinesi preferiscono comprare squadre indebitate, vuol dire che a Napoli più di tanto non puoi guadagnare. Quindi preferiscono investire a Milano o a Roma, dove devono spendere all'inizio per apparare i debiti, ma sanno che poi dopo hanno una base di 30.000 abbonati, per esempio, a Milano. A Napoli non succede così. Quindi loro sanno che lì investire non è perché sono tifosi della Roma gli americani, o sono tifosi dell'Inter e del Milan i cinesi, è perché sanno che lì l'investimento gli ritorna per una serie di motivazioni. È più facile politicamente, la città è meglio strutturata, a Napoli non si può fare. Il Napoli ha raggiunto la crescita probabilmente massima, e questo è il problema adesso che ci troviamo ad affrontare, perché sappiamo che più di tanto non si può fare, e il passo più lungo della gamba De Laurentiis non lo farà mai, il che è frustrante sicuramente, perché tu vuoi fare quel passettino così, ma sai che il passettino non ti garantisce la vittoria di niente, e gli esempi sono innumerevoli. La Juve che prende Higuain per vincere la Champions non la vince, il Paris Saint-Germain che compra l'impossibile per vincere la Champions non la vince. Si vincono le leghe, i propri campionati con questi giocatori qua, certo sul lungo, ma tu per raggiungere quel risultato là e competere one to one ti devi pigliare Messi. Devi prendere Messi, perché se loro hanno preso Cristiano Ronaldo, Cancelo, Emre Can, eccetera eccetera, tu non solo Messi, devi comprarne altri. Devi prendere Benzema, Di Maria, Vidal. Non si può fare, perché se lo fai rischi di non vincere lo stesso, perché magari Orsato si sveglia di nuovo così, e rischi di tornare ad essere la succursale del Parma
che per iscriversi al campionato doveva svendere giocatori più forti che aveva per iscriversi al campionato. Io ho cominciato ad andare allo stadio dove si vinceva, si perdeva o si pareggiava. Ferlaino vattene. Quei periodi là sono dolorosi, nonostante Ferlaino sia il presidente di Maradona, che ci ha fatto vincere l'unica cosa che potevamo vincere nella nostra storia. Ma dopodiché? Cioè, voi veramente preferite vincere una volta e sparire di nuovo? Alla Ferlaino, alla Moratti? Non lo so. È una scelta. Però Ferlaino ci è riuscito perché Maradona, cioè il dio del calcio. Moratti è arrivato al punto da dover svendere l'Inter perché non ce la fa più, non ce la faceva più. E comunque tanti anni di non vittoria finché non si è incanalata nella situazione giusta. Ibrahimovic, Juventus a fanculo, e hanno vinto il triplete così. E poi sono spariti anche loro. Ad oggi dobbiamo semplicemente capire l'effettiva dimensione del Napoli. Se ci rendiamo conto che questa è la situazione, il secondo posto non è un fallimento, va consolidato perché l'Inter, superato il problema spogliatoio, Icardi, Nainggolan, eccetera, eccetera, può essere pure che si compattano e fanno una grande marcia verso il secondo posto, quindi noi ci dobbiamo svegliare e mettere punti in cascina, perché il secondo posto non lo voglio mettere in discussione, e si dia il 120% in Europa League, senza cali di concentrazione e senza passi falsi, perché uno sfaccimma di trofeo lo vuoi portare a casa ed è alla tua portata. Questo è tutto. Senza dire Napoli-Zurigo è stata la partita più brutta, l'ho sentito. Senza dire che Fiorentina-Napoli 0-0, Napoli-Torino 0-0 sono delle partite che ci devono far gridare allo scandalo perché non siamo capaci di segnare, capita. Ma se il Napoli non avesse costruito niente, preoccupazione, come nei miei video precedenti, anche quelli che abbiamo vinto 0-1, 1-2 col Genoa, l'ultimo a tutto, Milik calcio di punizione con l'Atalanta, lì ti preoccupi, perché se tu non costruisci e la squadra avversaria fa più di te, anche se la svanghi, anche se vinci, lì ti devi preoccupare, perché nella partita successiva magari il gol all'ultima tutto non lo fai, eccogli 0-0. Ma se il Napoli le costruisce le azioni e fa 18 pali su 24 partite, vuol dire che in porta ci arriva. E allora col 120% e un po' di fortuna, invece di prendere il palo la metti dentro, invece di arrivare a 2 centimetri la butti dentro, e arrivano più punti e arrivano più risultati. Questo è. Faccio il pompiere. E calmiamoci un attimo. E supportiamo la squadra. Perché molte partite le può vincere il San Paolo, le può vincere il pubblico, dando pressione all'arbitro, che invece di ammonirteli tutti quanti anche a cazzo, magari ci pensa 2 volte, che magari ammonisce uno dell'avversario in più perché tu gli fai sentire la pressione. Ricordate il Liverpool a casa loro? Ogni fallo laterale era wow, è una componente. Lo Juventus Stadium è una componente anche per questo, perché l'arbitro, oltre a essere sollecitato dalla squadra che sta arbitrando, è anche pressato da un pubblico che non ti lascia. Noi dovremo andare allo stadio, non dobbiamo dire ma ormai tutto è fatto. No, è così, non si tifa, ragazzi, non si tifa. Il Napoli aveva gli spettatori in Serie C, non può non averli oggi che è secondo in classifica. Questo è tutto. Da New York, Valerio Fluido, è tutto. E facite bravo, perché non dobbiamo essere né l'uno né l'altro. Cerchiamo di essere tutti e due e di avere un pochino di logica. Se ci piace Ancelotti non dobbiamo per forza odiare Sarri. Se ci piace Sarri non dobbiamo per forza odiare Ancelotti. È chiaro?